Terremoto politico. Il governo nel dopocrisi sta vivendo una fase di stallo. La senatrice vicentina Daniela Sbrollini, appena tornata da Roma, assicura che Italia Viva oggi è più compatta che mai e chiede un cambio di passo. Vogliamo che questo governo cambi passo e significa iniziare a progettare in maniera seria tutti gli investimenti che dobbiamo fare in tempi rapidissimi sul recovery. Abbiamo 209 miliardi, dobbiamo lavorare sulle scuole, infrastrutture, cultura, turismo. Bisogna che tutti gli investimenti siano fatti a favore di i settori che stanno soffrendo da più di un anno questa crisi pandemica, che adesso è anche una crisi economica. La partita politica col governo si gioca anche sul MES, il meccanismo europeo di stabilità. Dobbiamo prendere subito i soldi del MES, 36 miliardi sulla sanità, perché quei 20 miliardi che abbiamo messo nel recovery li possiamo utilizzare per altri settori importanti. Quindi perché si continua ad avere un no ideologico da parte dei 5 Stelle e del Presidente Conte? Insomma, oggi Italia Viva vuole ripartire da una nuova agenda che però bisogna mettere nero su bianco, un patto di legislatura per rilanciare l'economia. Il Premier Conte ha già firmato un contratto all'epoca del governo giallo-verde. Oggi potrebbe firmarne uno con Italia Viva? Siamo disponibili, non ne abbiamo mai fatto una questione personale, mentre gli altri sì, e ribadiamo che il gruppo è compatto, unito, e non parliamo solo di Matteo Renzi, parliamo di senatori e deputati di Italia Viva.